c'è una delegazione veneta con l'assessore Stivale che era qui ieri proprio in visita all'Emilia per valutare che cosa si può fare per le terre terremotate. No, guardi, bisognerebbe valutare cosa si può fare per liberarci dell'assessore Stivale, che è un'altra di quelle persone che dovrebbe lasciare il posto più velocemente possibile. Lei, Sì, sì, dovremmo valutare che cosa bisognerebbe fare per sbarazzarci dell'assessore Stivale e delle sue continue sciocchezze che combina in consiglio e in giunta, dando incariche e consulenze che sono inaccettabili in questo periodo. Aspetti, mi prendo carta e penna, ma si rende conto di quello che sta dicendo? L'ha già detto? L'ho detto in consiglio regionale, pubblicamente, quindi. Che cosa fa da consulenze? Ad esempio, ti faccio un esempio banale, poi la chiudiamo: 30.000 euro per studiare la Beccaccia a una società in Puglia, in questa situazione dove non ci sono neanche i soldi per, che ne so, per pagare gli stipendi tra poco. Allora, vedi, i soldi pubblici vanno usati in una determinata maniera. Io capisco che non possiamo più permetterci di lasciare le cose come stanno. Un padano dà una consulenza in Puglia? Sì, hanno portato i soldi in Tanzania, hanno comprato i diamanti, si sono comprati le lauree, i lingotti d'oro, cioè ne hanno fatti di tutti i colori, li abbiamo visti in questi giorni. Non è che mi stupisca, quello che mi stupisce è che ci siano persone in posti di responsabilità che non hanno responsabilità, che non sanno neanche quello che fanno. Stival non sa quello che fa, secondo lei? Ce ne sono tanti. No, ma dico, parla anche di Stival. Io a Stival ho fatto dei precisi appunti, ho detto sono stati spesi in consulenze, no? Buttati via tanti di quei soldi a far paura, sui cani da ferma. Ma ci rendiamo conto? 30.000 euro sui cani da ferma, un'associazione anche sulle Beccacce, anche sui cani da ferma. Sì, a un'associazione. Cioè, dico, parità, par condicio tra Beccacce da cacciare e cani che cacciano. Ma stiamo scherzando, ci sono persone che non sanno neanche come pagarsi il mutuo, non sanno come uscire dai problemi della crisi. Bisogna chiuderla, bisogna riconsegnare, no, alle persone giovani che hanno il futuro davanti, riconsegnare il proprio futuro in mano. Bisogna chiuderla sta vicenda. Allora, parlo di